moltiplicarle qui. Onorevole Margherita La Roccarrupolo, momento di auguri di Forza Italia, ma anche di bilanci e di prospettive, lei che tanto ha fatto per il nostro territorio e che sicuramente ci saranno buoni programmi, buoni progetti. Ma oggi è una giornata di festa, siamo sotto Natale, era doveroso e abbiamo voluto scegliere con l'onorevole Gallo Agrigento come centro per fare gli auguri ai nostri elettori, simpatizzanti, amici, a tutte quelle persone che si riconoscono in una forza moderata. Siamo in una fase di bilancio a livello regionale anche, e quindi in una sospensione che è stata data, perché riprenderemo il 28 e il 29, abbiamo voluto fissare questa giornata per fare gli auguri, per dire quello che come governo Schifani è stato fatto in quest'anno, che cosa c'è in questa finanziaria che riguarda la nostra regione ma soprattutto la nostra provincia, quelle che sono, bene diceva prima il segretario regionale, noi stiamo guardando ad una Forza Italia che è centro rispetto a tutte le altre forze politiche, una Forza Italia che dopo la morte del fondatore e leader Silvio Berlusconi si sta sempre più radicando, già lo era radicata nei territori. Ci siamo, io e l'onorevole Gallo assieme ai tanti amici, a quella lista che l'anno scorso si è presentata alle regionali, siamo, diciamo così, il punto da cui partire. Stiamo lavorando proprio da est a ovest di questa provincia. Oggi è un momento proprio per ribadire ancora una volta la nostra vicinanza al territorio, a Agrigento, capitale della cultura 2025. Ieri è stato votato un emendamento importantissimo che fa arrivare in questa città, e lo ribadisco, in questa città 5 milioni di euro per quest'anno e altri l'anno prossimo. Ricordo a tutti che quando Palermo è stata capitale della cultura ha avuto soltanto 1 milione di euro, quindi penso che i deputati di questa provincia e in particolare io e l'onorevole Gallo stiamo lavorando in questo senso, continueremo a farlo per quanto riguarda il precariato, la sanità, gli enti locali, quindi su tutti i versanti stiamo cercando di portare risposte da un territorio che, lo ricordo a tutti, arriva da Montevago a Licata senza tralasciare nessuno.